Non sono le tasse né i cinesi. I responsabili della crisi sono le banche, a cominciare dalla Banca d'Italia. Per Federcontribuenti Veneto e Union Liberi, associazioni di categoria di piccoli imprenditori, piccoli proprietari immobiliari e contribuenti dello Stato, la Banca d'Italia si merita una calza piena di carbone perché non controllerebbe gli istituti di credito. La Banca d'Italia, da quando è stata privatizzata, le banche si sono acquistate le azioni. Le banche sono le maggiori azioniste e perciò controllore e controllato lo stesso soggetto. Il 78% su un campione di 400 imprenditori piccoli e medi del Veneto, 100 della provincia di Treviso, ritiene che la causa della crisi è la stretta sul credito operata dalle banche. Seguono molto distanti la concorrenza straniera, 45%, la corruzione, 36%, e il governo Monti, 24%. Federcontribuenti e Union Liberi hanno presentato il simbolo del loro sondaggio, l'imprenditore veneziano Gualtiero Bisiol, da più di 30 anni cliente di un istituto di credito dal quale ha scoperto di avanzare 500.000 euro in interessi e spese bancarie pagate più del tasso legale e dei contratti stipulati. La causa con la banca si trascina da un anno, ma la direzione dell'istituto di credito fa orecchie da mercante. Bisiol ha 21 dipendenti e li ha già avvisati. Se entro Pasqua non gli arriverà almeno una parte del suo credito, dovrà mandargli la lettera di licenziamento con una causa incredibile. Dove potrò mettere voracità bancaria come motivazione del licenziamento. La voracità bancaria che non è solo nei miei confronti, penso anche per altre aziende, che dovrebbe comunque da qualcuno essere controllata. Davanti a questi problemi e alle mancate risposte della politica, nel 2013 continuerà la campagna acquisti di aziende venete da parte di stati o regioni estere vicine, come la Slovenia e la Carinzia, dove aprire un'azienda è molto più facile. Anche perché abbiamo le forze politiche che sono quelle che dovrebbero amministrare la cosa pubblica e anche comunque il privato, dandogli la possibilità di ripartire a lavorare. Non vediamo alcun segnale diverso, nel senso che loro stanno parlando solo di liste, hanno le liste di collocamento, le chiamo io,